Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kae. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video stra potente. Perciò prima di iniziare vi propongo almeno 30.000 like per questo video, perché questo video vale almeno 30.000 like, perché vado a gemmarmi 30.000 gemme. Piccola parentesi, io non sono così tanto ricco per mettermi 30.000 gemme. Infatti è venuto a casa mia un mio amico e mi ha lasciato il suo iPad per fare questo pack opening. Allora ragazzi, siamo pronti a gemmarci 30.000 gemme. Allora ragazzi, sono un po' indeciso su come iniziare a usare 30.000 gemme. Io direi di iniziare con il soft, baule gigante. Prima, ok, 1700 cose scialle, Barbarozzi sciallo, moschettieri, 3 moschettieri sciallo, bombarolo, no, mica male, 191 di bombarolo. Ok, ma che già finita? Bene, ok, passiamo alla super magical, cioè, no, questa è solo magical chest. 700 gemme, così andate a farsi bene. Ma quanto cazzo fai cagare? Cioè il baule gigante avevo 1700, qua 580, ma vaffanculo. Vabbè, scheletri, 5 scheletri, guarda, mortaio, della serie me ne frega qualcosa. Barbarozzi, ok, ok. Ma quanto schifo fai? Draghetto, questo piace già di più. Ok, prossima. Maghetto, così, scialla. Vabbè, dai, non la usa neanche la furia sto qua. Vabbè, ora passiamo al baule magico. Piccola parentesi ragazzi, siamo ad arena 7, quasi arena leggendaria. Perciò mio amico ha detto fai quel cazzo che vuoi con il mio iPad, ma non fare partite online, insomma, se no, perché io su sto gioco sono decente, non sono un pro. Ecco, piccola parentesi. Andiamo a aprire la super magical chest. E piccola parentesi, siamo già a 28.000 gemme. Apriamo la super magical. Oh, questa già piace di più. 4.000 di oro, torre bombardiera così, moschettiere così. Però non la usa neanche. Principe, cazzo, un'altra carta e porta su il principe. 400 di goblin lancieri, carta rara, questa qua un po' scialla. Grande cucciolo di draghetto. Ora lo possiamo upgradare al livello successivo. Per coloro che stanno guardando questo video in questo momento e non hanno questa carta, odiatemi. Però cazzo non è mia, è del mio amico stronzetto. Cazzo ragazzi, abbiamo trovato la principessa ed è una fottutissima carta leggendaria, stra potente. Dopo andremo ad utilizzarla e potenziarla. Allora andiamo subito a potenziarla. Dov'è il secondo deck? Porca puzzettella. Potenziamo. Livello 2. Che strafigata ragazzi. Ok, continuiamo con il nostro jamming, maxi jamming. Siamo già a 25.000 gemme. Stanno già volando via. Un'altra super magico chest. Apriti sesamo. 3.500. Ok, questa è stata abbastanza povera di oro. Fai schifo a lapide. Suona male questa. Principe, ma figa ragazzi. Io amo il principe, non so sto qua. Ok, prossima. Questa sì, dai, interessante. 400 di sgherri, dammeli a me 400 di sgherri. Sfera infuocata, scialla. 12 di draghetto, niente male.
Ragazzi, io sto sborrando per la principessa qua al 2. Sono anche ansioso di provare il stregone del ghiaccio a livello 2. Ma nel frattempo apriamo un'altra Super Magical Chest. 3500, purtroppo anche questa povera di oro. Maghetto di merda. Mini pecca, scialla. Specchio, già questo piace di più. Bella. Arco X, ragazzi, l'arco X è molto interessante se lo potenziate a livelli molto elevati e ci mette l'arco X e la furia insieme, vi distrugge subito il castello avversario. Prossima carta, 401 di cavalieri. Ma cosa serve? Ma che cosa serve? Torre bombardiera, beh, cose normali. Lo scheletro gigante fa malissimo, ragazzi. Quando esplode toglie un casino di vita al castello, perciò ve lo consiglio tantissimo. Cazzo, siamo già a 17.000 gemme. Abbiamo quasi utilizzato la metà delle gemme a nostra disposizione. Continuiamo con il pack opening. Tesla, questa è interessante perché è ottima contro i domatori. Frecce, cose scialle purtroppo. Dai, maghetto di ghiaccio, esci, maghetto di ghiaccio, maghetto di ghiaccio. Fulmine, maghetto di ghiaccio, maghetto di ghiaccio. Porca puttana, ragazzi, cazzo sei. Maghetto di ghiaccio. Mamma mia, ragazzi, sto sborrando io. Un'altra Super Magical Chest solo ed esclusivamente per voi. Perciò almeno 30.000 like e portiamo questo video in tendenza, ragazzi. Un altro pack opening. 4.000 di oro. Me la sento che questa è una super chest pienissima di cose fighissima. Vaffanculo, Tesla di merda. Gelato, mi piace, mi piace. Veleno, un'altra epica di seguito. Vabbè, sgari di merda. Gli sgari mi piacciono. Possiamo portarli al livello successivo. Mini pecca, così così. Maghetto di ghiaccio o principessa. Uscitemi ste carte. Arco X. Un'altra carta leggendaria, ragazzi. Principessina del cazzo. Bam, oh, bop, bada bop, boom, pow. Ok, ci rimangono solamente 10.000 gemme. Perciò sono all'incirca 2 bauli super magici e qualche baule magico. Apriamo la Super Magical Chest. 3.000 di oro, va bene. Torre bombardiera, ma che cazzo vuoi? Dai, principessina, maghetto di ghiaccio. Uscitemi da ste cazzo di chest. Ma no, anche questa è interessante. I Spondeco mi piacciono un casino. 3 moschettieri e mi arriva una notifica di YouTube in cinese. Arcieri, 400 arcieri. Ok, questa chest fa cacare. Questa chest fa cacare. Apriamo l'ultima Super Magical Chest e dopo apriamo la Magical Chest, quella normale. 3.800 di oro. Barbari di merda. Goblin di merda. Pecca. È difficile da usare il pecca gigante, ragazzi. Prossimo. Arcieri di merda. Golem. No, questa ci voleva. Sei di golem così sciallo. Ci voleva, ragazzi. Veleno ancora. Dai. Non posso più permettermi la Super Magical Chest. Possiamo aprirci solamente la Magical Chest. Dai. Vediamo cosa c'è qua dentro. Oro di merda. Orda di sgherri. Barbarelli. Bombardoro. Scarica. Frecce. Una epica, no. Draghetto. Non uscirà mai una leggendaria qua, purtroppo. Dai, qualcosa di interessante. Valkyria. Cavaliere. Goblin. Tesla.
Mortaio, capanna dei barbari, arco X, madonna, non c'è niente di interessante ragazzi. Ci rimangono ancora 1600 gemme. Le utilizziamo? Sì, per voi le utilizziamo tutte. Altre 700, 500, vabbè, 5 sgheri, madonna, Valkyria, il negrone con il cazzo lungone, la Tesla. Ragazzi, ci rimangono le gemme per un ultimo baule magico. La apriamo insieme a voi. Incrociamo le dita, speriamo che sia qualcosa di interessante. Dai, sparami in faccia, dai. Una epica. No, cioè, dovevano darmi la sfera infuocata. Epica. Golem. Perfetto. Dopo questo pack opening da 30.000 gemme ragazzi, voglio almeno 30.000 like e portiamo questo video in tendenza sui primi in Italia. E andiamo a utilizzare il nostro stregone di ghiaccio e la nostra principessina. Ok ragazzi, abbiamo appena accettato una partita contro uno che ha 3.200 coppe. Me lo sento già che ce l'ho di dietro, ma speriamo di fare una partita decente. Ok, parte subito con la principessa. Facciamo così, le copiamo tutte le sue mosse. Dato che io sono una pippa, le copiamo le mosse. Ok, draghetto io non ce l'ho, il draghetto mettiamo in difensiva. Tesla in difensiva. Dai, ok, mettiamo questo. Oh, Grider, no! Grider di merda. No, ok, me lo sento già nel di dietro qua. Me lo sento nel di dietro. Non so se mettergli la principessina per difendermi o no, perché la torre è praticamente quasi sua qua. Ok, è sua la torre. Che cazzo. No, ho fatto. Vabbè, tentiamo di tutto per tutto. Ho fatto scendere per sbaglio i goblin. Aspettiamo, attendiamo ragazzi. Attendiamo il momento quando c'è il doppio elisir. Barbarozzi, distruggete quella sua principessima che non mi sta tanto sempi. Mongolfiera. Dai, madonna, il suo spaccamuro all'otto si fa male. Orca zozza. No, Torre Inferno. No, Torre Inferno non mi piace. Non mi piace per niente, ti frenzono. Dai, beccagli tutto. No, cazzo, c'è il draghetto di merda. Draghetto di merda. Ok, tentiamo di fare qualcosa. Dai. Doppio time, doppio elisir. Aspetto solo te. Oh Grider, io lo mettiamo in culo, io lo Grider. Oh Grider, no, dove scappa? Ok, no, ho preso lo Grider. Mia sta partita. No, spaccamuro all'otto. Mi distrugge i barbari in 2 secondi. Ok, ci siamo messi molto male ragazzi. Mettiamoci questa. Bene. Mettiamoci una bombetta così distruggiamo i suoi barbarozzi. Aspettiamo. Il momento cool. Il momento no, porca vacca. Troia, sei una troia. Perché Torre Inferno? No, la sua principessina è devastante ragazzi. Fa un male boia. Madonna minziga. Dai, non so neanche se gli faccio una stella, cazzo. Ah, ok, ho capito di essere una pippa contro questi giocatori leggendari. Ok, me lo sento già nel di dietro con 2 principessine qua, non mi piacciono per niente. No, principessina, muori. No, negretto, no. Ho vinto. Ho vinto. Sono convinto che ho vinto. Vabbè. Ok ragazzi, questo era tutto per il video di oggi. Come al solito spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo almeno 30.000 like, perché è un video bomba. Portiamolo in tendenza, condividiamolo in massa. Perciò like e commento e noi ci vediamo al prossimo video.